da considerare partiti in questo momento. Partito pianissimo, Pentotal, il che fa rimanere ultimo Plutonico, lo scatto di Piper del Colle che va davanti su Pina Pors, poi fila terza in corda Paloma Bypass, lasciando di fuori Prinzvo, quindi ancora Pentotal che alla fine è partito meglio di altri, a precedere Poila e Pulisson. Ha rallentato immediatamente Barbara Renzulli, 15,9 di lancio, ma il cavallo le dà un po', ha mollato le guide e si è fermato creando scompiglio nel gruppo, così che Prinzvo può passare a condurre. La peggio ce l'hanno dietro, perché alla fine Christian Longo fa davvero un numero, viene sbalzato dal sediolio ma non molla le redini di Poila, davvero bravo il giovane Drivers, così che la corsa può proseguire. La peggio in questo caso è toccata a Pulisson, che è rimasta in fondo al drappello a causa del rallentamento del successivo cross che c'è stato. 16,5 di frazione, si torna davanti alle tribune con la risalita esterna di Plutonico che va gradualmente a gravitare su Prinzvo. È andata di fuori Paloma Bypass, 800 di gara con 4 pariglie, viene in terza ruota Pandemonium, 17 di frazione, gruppo compatto, in fondo al drappello è finito Pentotal, al comando c'è Prinzvo seguito da Piper del Colle, di fuori Plutonico che si fa molto minaccioso seguito da Paloma Bypass, paletto in 16,3, cala invece Pina Pors al centro del drappello, lottano accanitamente Prinzvo e Plutonico, Nando Pisacane e Paolo Scamardella, seguiti da Paloma Bypass che ha speso pochissimo e infatti si lancia in terza ruota a velocità notevolissima, 14,8 di frazione, sempre Prinzvo davanti comunque dopo aver respinto Plutonico, è calato drasticamente anche Piper del Colle, rimontato da Pandemonium, intanto se n'è andata Paloma Bypass, ultima curva in 14,8, lottano ancora Prinzvo e Plutonico, poi nel finale si mette in mostra anche Pentotal che fa il terzo, vince rallentata Paloma Bypass davanti a Plutonico e Pentotal, 1,19,4 il tempo del vincitore chilometro, figlio di un intermedio molto tranquillo dai 200 iniziali ai 600 e poi uno sparo invece nel quarto che ha portato i concorrenti dai 1000 ai 1400.